oggi è il giorno 23, dal 1 gennaio al 22 febbraio c'è stato calo, oggi c'è un più 46. Io lo guarderei con attenzione questo dato, che ci preoccupa. È il primo giorno di risalita. Si torna a salire, la curva della pandemia riprende quota e Luca Zaia ripete il mantra di questi giorni: non bisogna abbassare la guardia. Quando vedi che comincia a muoversi il ricovero e supera le dimissioni giornaliere, vuol dire che c'è un trend che si sta riaccentuando. Il virus torna a far paura. Dopo quasi 2 mesi di calo, oggi riprendono a salire i ricoveri in area non critica e in terapia intensiva. I pazienti, in alcuni casi, arrivano in ospedale in condizioni già preoccupanti. Questo è un segnale che non ci saremmo assolutamente aspettati, perché già da subito c'è un numero maggiore di pazienti in terapia intensiva. C'è un numero di nuovi ingressi superiore alle dimissioni e sono ingressi da malattia recente. Insomma, queste sono ore decisive per scrivere il prossimo DPCM. Sono previsti incontri tra i presidenti di regione e poi con il governo. Non escludo anche che prima del 5 marzo si arrivi anche a fare un incontro con il primo ministro, quindi col Presidente del Consiglio, circa le misure da adottare. Io penso che questo DPCM che andremo a scrivere, io spero assieme al governo e non in maniera unilaterale, rappresenti la pietra miliare di questa seconda fase di Covid. E si capisce sempre di più da tutti gli studi che il ruolo fondamentale ce l'abbiamo noi cittadini nella protezione. Questo io spero sia quello che entra poi nel DPCM come filosofia, perché capite che se il Covid, l'unica misura che abbiamo per il Covid per fronteggiarlo sia quella di chiudere tutto, non sai che ne serve un premio Nobel. È un on-off, ma noi non ce lo possiamo permettere. Più apriamo, e noi siamo di questa idea, più siamo responsabili, altrimenti casca il palco, altrimenti veramente va a finire male.